Oggi la seconda puntata dedicata ospitando la Sardegna dalla Fiera Campionaria di Cagliari, ma noi il lancio lo facciamo sempre da qui, da questa bellissima isola che è Caprera. Da qua vedo la Maddalena bellissima con un vento oggi incredibile, ma parliamo di cucina, parliamo di ospitando Sardegna. Ci trasferiamo dalla parte opposta della Sardegna, andiamo a Cagliari. Buongiorno anche a lei Presidente, una grande manifestazione, una grande fiera. Quanto è importante per la Sardegna? Sicuramente il ritorno di immagine non è indifferente. Abbiamo raddoppiato gli stand quest'anno e l'afflusso è stato molto maggiore. I nostri prodotti sicuramente avranno un ritorno di immagine in continenti all'estero sicuramente molto importante. Ho visto delle società molto preparate, stiamo crescendo abbastanza bene. Presidente, ma le amministrazioni regionali vi stanno dando una mano? Non lo so, ho visto che sono un pochino evasivi, sarà il periodo delle elezioni sicuramente. Perché sono abbastanza presenti? Non molto. Questi giorni non ho avuto molta presenza dei politici. So che doveva venire anche il Presidente della Regione, ancora non l'abbiamo visto, lo stiamo aspettando, anche per fargli vedere il lavoro che abbiamo fatto, sia come associazione che come Federazione Italiana dei Cuochi. Ora sono qua dietro questa cucina particolarissima, sono con Andrea, non vogliamo fare messaggio promozionale, ma devo dire mi ha incuriosito il fatto che si può cucinare senza che esca calore, cioè funziona così. Non solo si può cucinare senza utilizzare il gas, ovvero solo con energia elettrica, con consumi ben più bassi di quelli che sono quelli del gas, cuciniamo senza creare calore in ambiente. Possiamo vedere le pentole che cuociono e possiamo tenere le mani tranquillamente sul piano di cottura. Quindi è una cucina intelligente con tecnologia innovativa molto interessante, specie per voi in Sardegna che non avete il gas distribuito in maniera omogenea. Saluni in costumesi e in colore rosa, che bello all'ammirare sopra di una collina. Amira, l'Associazione Metro Italiani Ristoranti Alberghi, siamo con il Presidente Giacomino Arras, buongiorno, anche lei a Cagliari, ma vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cos'è la Mira? La Mira è un'associazione dei Metri Italiani Ristoranti Alberghi. Ma come avete vissuto questa esperienza di Cagliari, di questa fiera? Bellissima, molto interessante, abbiamo fatto la nostra partecipazione con i nostri soci. Ci sono dei metri che hanno partecipato alla nostra arte del flambé, chiamata così, ecco, dove facciamo tutto alla lampada, anche i dessert, i primi, i secondi. Ma la gallura fa la differenza? Giustamente fa la differenza, devo dire che sono molto orgoglioso che la Gallura ha partecipato. Questo è l'applauso dell'Associazione Cuochi della Gallura. Cleto, com'è andata questa fiera? È andata molto bene, un bilancio sicuramente molto positivo. Abbiamo avuto l'opportunità di presentare tutti i nostri piatti della Gallura e sicuramente la zuppa gallurese l'ha fatta da padrona. Viva la Gallura, viva la cucina, viva la buona cucina, viva la zuppa gallurese e sicuramente un applauso a tutti questi signori cuochi, questi chef che portano grande la Gallura, la Sardegna in tutta Italia e in tutto il mondo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare altri colleghi ristoratori che non sono qua presenti perché purtroppo per fortuna avevano del lavoro, che però comunque ci hanno aiutato, ci hanno mandato dei prodotti che abbiamo presentato qua, quindi un ringraziamento va anche a loro anche se non sono qua. Bene. Grazie a tutti, arrivederci, alla prossima puntata.